Non sono fiducioso perché la commissione è stata istituita troppo tardi, è stata istituita male, ci sono dentro tanti affossatori, tanti che vogliono solo insabbiare, la commissione rischia di chiudere presto i suoi lavori. Io credo che questo alimenterà giustamente la rabbia dei cittadini, perché peggio della crisi delle banche c'è solo la presa in giro degli italiani sulle banche. È per questo che ho avanzato alcune proposte precise. La prima è questa, e cioè come si fece negli anni '80 e si fece bene rispetto alla crisi del Banco Ambrosiano, dare un'opzione, una possibilità agli azionisti danneggiati di prendere nuove azioni e poi eventualmente rivendersele recuperando qualcosa. Io vorrei che si facesse lo stesso oggi per gli obbligazionisti subordinati. So che è un valore piccolo, ma meglio questo delle prese in giro e delle false promesse. Bisogna affrontare il conflitto di interessi di Banca Italia. Non è possibile che la Banca d'Italia la mattina faccia la vigilanza sulle banche e il pomeriggio sia lei stessa a risolvere le crisi. È evidente che poi al pomeriggio tenderà a coprire gli errori che ha eventualmente commesso la mattina. E terzo, vogliamo anche capire chi è che ha preso i soldi, perché come ci sono i risparmiatori danneggiati, ci sono invece tanti che hanno avuto mutui, erogazioni, imprese amiche e amiche degli amici, non hanno restituito i soldi e invece loro sono la parte altro che lesa, sono invece la parte allegra.